Il sindaco Armelao ha comunicato una notizia attesa da anni giunta dal Senato. È stato approvato l'ordine del giorno che impegna il governo a reperire le risorse che mancano e a prorogare la VIA, valutazione di impatto ambientale, necessaria per partire con il cantiere per lo sbarramento del Cuneo Salino e del successivo ponte sul Brenta, VIA in scadenza il prossimo luglio. Una vittoria della città di Chioggia, afferma il sindaco, una vittoria della filiera di centrodestra. Un grazie alla senatrice Bizzotto per l'ordine del giorno, un grazie all'onorevole Giorgio Andreuzza per l'aiuto e per aver presentato anch'essa un'interrogazione. Un ringraziamento anche al senatore De Carlo, presidente della Commissione Agricoltura al Senato. Nei prossimi mesi, continua il sindaco, i nostri parlamentari si impegneranno in vista della finanziaria 2024 ad inserire le risorse necessarie da dedicare a quest'opera. Avviare questa importante opera dopo così tanti anni sarà un successo straordinario con cui si daranno risposte alle frazioni di Calino, Isola Verde, Sant'Anna e anche la stessa Cavanella d'Adige. Si tratta di un'opera fondamentale per il territorio, strategica, se ne parla da decenni per rispondere all'importante esigenza di contrastare gli effetti negativi della scarsità idrica, ma i progetti finora sono stati ostacolati dalla mancanza di una parte di risorse economiche. Ora si dà una risposta chiara e concreta. La senatrice Bizzotto e la deputata Andreuzza hanno presentato interrogazioni ed emendamenti al Ministro, inclusa la richiesta di autorizzare la spesa integrativa per la realizzazione del ponte sbarramento, provvedimenti che rappresentano un importante passo avanti per il territorio, in particolare per le coltivazioni della bassa veneziana e padovana che la risalita del Cuneo Salino mette a rischio. La Lega è orgogliosa di aver portato avanti questa iniziativa fondamentale per il territorio e continuerà a lavorare per garantire il pieno sviluppo e la tutela delle risorse idriche del nostro Paese. Il consigliere regionale Jonathan Montanarello ha mandato un comunicato in cui esprime gratitudine al prefetto, dottor Di Bari, che gli ha prontamente risposto alla sua richiesta di interessarsi per quanto riguarda la problematica delle corse saltate di Arriva Veneto, che in questi giorni, ne abbiamo scritto più volte, è una situazione che si sta, diciamo, moltiplicando. Purtroppo Arriva appunto dice che ha mancanza di personale ed è una mancanza che diciamo si riscontra anche in altri settori. Per quanto riguarda Montanarello dice, pur comprendendo le difficoltà dell'azienda, però non è possibile che queste difficoltà vengano scaricate sull'utenza, in pratica questo è il concetto che trasmette il consigliere regionale. E tra l'altro, sempre nel comunicato, Montanello dice che altre realtà, diciamo, dei trasporti, ovviamente aziende pubbliche, non si trovano in questa difficoltà ed è un problema quello che bisogna assolutamente cercare di risolvere, perché in effetti l'utenza che si trova a avere corse saltate, e su una giornata è capitato anche 4-5 corse, diventa veramente un problema di difficile gestione. Quindi Montanarello continua a sollecitare perché venga trovata una soluzione che al momento sembrerebbe ancora lontana. SD Auto informa della novità per il 2023, la revisione dei carrelli in sede. Si effettuano revisioni in sede dei rimorchi di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg, 01 e 02, di carrelli per imbarcazioni, per moto, per auto, roulotte, trailer per il trasporto cavalli, carrelli tenda, carrelli trasporto animali e tutti i carrelli di massa complessiva non superiore ai 3.500 kg. Potete contattare SD Auto per qualsiasi informazione o chiarimento. Doppio appuntamento con lo sport il prossimo 4 giugno. A Chioggia, in centro storico, lungo il Corso del Popolo, area ZTL, l'amministrazione comunale ripropone la festa dello sport in occasione della giornata nazionale dello sport. Qui le associazioni sportive cittadine animeranno la città con il loro gazebo in cui gli sport saranno illustrati e in alcuni casi messi alla prova. Ma tra le attività in programma una novità rispetto allo scorso anno: vi sarà anche la mostra dei cimeli storici delle squadre di calcio italiane, che
includerà maglie gagliardetti di campioni come Pelé, Maradona, Baggio e molti altri, oltre alle storiche maglie dell'Union Clodia Sottomarina e quella dei nostri concittadini Aldo e Dino Ballarin. La mostra, organizzata in collaborazione con la Lega dei Collezionisti e il Museo Aldo e Dino Ballarin, sarà visitabile presso il Tempietto San Martino in Campo del Duomo, con inaugurazione il giorno prima, il 3 giugno. Durante la giornata saranno consegnate targhe in memoria di concittadini che si sono distinti nel mondo dello sport, quali Francesco Criscenti, Costanzo e Davide Antoniella, Massimo Bonaldo. Daniele Tiozzo Brasiola, vice sindaco e assessore allo sport di Chioggia, ha sottolineato l'importanza di promuovere i valori dello sport, valori trasversali, e ha annunciato l'impegno dell'amministrazione a riproporre l'evento ogni anno. Secondo appuntamento per il 4 giugno sarà invece a Sottomarina, al centro Astoria, dove si terrà la prima tappa del Real Beach Club 2023, un torneo di beach volley aperto a tutti. L'obiettivo della giornata sarà quindi promuovere le realtà sportive del territorio e offrire ai cittadini l'opportunità di conoscere le varie proposte sportive della città. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373, per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com. Per la valutazione annuale dei direttori generali delle ULSS, il Consiglio regionale del Veneto ha introdotto un nuovo parametro, la percentuale di strutture che praticano l'interruzione volontaria di gravidanza, IVG, rapportata al totale delle strutture con reparti di ostetricia e ginecologia. L'obiettivo è che tale percentuale non sia mai inferiore alla media nazionale. Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, ha sottolineato di aver proposto un anno fa che la tutela del diritto delle donne all'IVG fosse collegata alla valutazione dei direttori generali delle ULSS. L'obiezione di coscienza dei medici è un diritto tutelato dalla legge, ma è compito delle ULSS organizzare il personale in modo che il servizio sia garantito in tutte le strutture. Baldin ha espresso dispiacere per il rifiuto della sua proposta l'anno scorso, ma si è felicitata per l'introduzione del parametro della legge 194, sottolineando che il suo suggerimento avrebbe potuto risparmiare tempo e garantire meglio i diritti delle donne se fosse stato ascoltato in precedenza. Buongiorno ragazzi dall'Isola dell'Alleghero. Oggi un manipolo di volontari è sceso in spiaggia, si è messo un paio di guanti e si è messo a raccogliere la plastica sull'Isola dell'Alleghero. Progetto Laguna Pulita, oggi faremo un ottimo lavoro. Giornata meravigliosa, ragazzi motivati. Questi ragazzi vengono da Vicenza, è un'azienda di Vicenza, si chiama IDJID Factory, e sono venuti appositamente per partecipare a una raccolta tutti insieme. Stanno facendo un ottimo lavoro e stanno collaborando tutti insieme. Di volontari in questo momento sono con Massimo, sono Massimo Pandellevo. Massimo. Ciao, grazie di averci portato qua oggi. Bene, allora di che cosa si occupa la vostra azienda? Voi in questo momento state facendo del team building? Sì, in realtà stiamo cercando di acquisire un po' di consapevolezza, no? Noi parliamo della nostra azienda che per sua natura opera nel mondo della sostenibilità. È una società benefit, è un'azienda, è una B Corp certificata, quindi un'azienda che all'interno della sua missione ha degli obiettivi rivolti al beneficio comune, rivolti a fare delle strategie legate a livelli sociali e a livelli ambientali. La realtà però è che quando poi continui a parlare di queste cose diventano molto astratte, no? E quindi c'è bisogno ogni tanto di mettersi
metterci un attimo a terra, mettere a terra questi tipi di obiettivi e toccare con mano quello di cui parliamo, altrimenti rimane sempre una cosa molto aleatoria. Bene, siamo sbarcati con il costume da bagno, perché naturalmente per raggiungere l'isola bisogna bagnarsi il costume da bagno. Appena sbarcati abbiamo trovato una colonia di ibis meravigliosi. Come ci ha raccontato Nino Gobetti del progetto Laguna Pulita, oggi è stato accompagnato a fare un'azione di pulizia all'isola della Leghera un team di lavoro aziendale che qua si è attivato per un'attività di team building. Sono sempre in numero maggiore le aziende, non necessariamente di grosse dimensioni, a creare occasioni di team building, attività che eludono il vero lavoro creativo, d'ufficio, strettamente aziendale, ma che include attività varie che possono andare dal team game alla team experience alla team wellbeing, con lo scopo di amalgamare maggiormente la squadra di lavoro creando occasioni di esperienza comune. Tra l'altro il team aziendale che si è aggregato al progetto Laguna Pulita lavora per una ditta nell'ambito della sostenibilità e oggi si è potuto immergere in una realtà in cui la teoria diventa tangibile. L'ambiente che offre la Leghera è un ambiente molto fragile in cui la mano dell'uomo arriva a causa delle correnti marine che portano qua i residui galleggianti, ma l'isolotto viene purtroppo usato anche come discarica da alcuni che con la barca portano qua i loro arredi dismessi, materassi e quanto altro. Questo abbiamo potuto appurarlo durante un'escursione fatta un paio d'anni fa, al termine della quale non si è potuto recuperare un accumulo di ingombranti di cui qualcuno si è sbarazzato, forse in maniera poco comoda anche per se stesso, ma anche certamente per chi sarà dovuto intervenire per il recupero. Luoghi fragili con equilibri delicati dove si creano colonie di uccelli che qui vengono a nidificare, ma anche per la flora che li ricopre di carattere tipico lagunare. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax e vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Proprio al Jazzura ci sono 2 eventi fieristici mondiali per l'elettronica e l'hardware. Il primo, quello storico più noto, è il CES, spettacolo internazionale dell'elettronica di consumo, che si tiene dal 67 negli Stati Uniti, ovviamente nel paradiso dello show a Las Vegas. Ma da alcuni anni, almeno per gli addetti ai lavori, il Computex di Taipei è senz'altro il sacro graal dell'hardware e i più grandi produttori mondiali di microchip se la giocano in casa. Taiwan, formosa come la conoscevamo noi, è infatti il maggior produttore mondiale di microchip di consumo, quasi il 60%, e praticamente monopolista di quelli di fascia alta, con un 80% del mercato. Vista così si spiega anche l'interesse della Cina a riprendersela e a riproporre il modello un paese 2 sistemi sperimentato in maniera fallimentare a Hong Kong, forse con un po' più di fortuna a Macao. Hong Kong nel 1997 è infatti tornata alla Cina, nonostante gli sforzi della Lady di Ferro Margaret Thatcher, tentata dal mandare la flotta per salvare l'impero. Era infatti un'isola con in affitto alcuni territori cinesi. Scaduto il contratto di 99 anni, i territori sono tornati alla Cina e la bandiera britannica è stata mestamente ammainata anche sull'isola. Il modello un paese 2 sistemi ha subito forse l'ultimo duro colpo nel 2020, con l'introduzione della legge sull'insicurezza nazionale di Hong Kong, che di fatto ha dato mano libera alla polizia cinese sull'isola. Se Hong Kong era la Wall Street dell'Asia e Macao la Las Vegas, Taiwan era la sua Silicon Valley ed è la sede di alcune tra le principali aziende di microchip del mondo, tra le quali Asus, ASRock, Gigabyte, MSI e Acer. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang, è un taiwanese che però è cresciuto e ha sviluppato la sua azienda Nvidia negli Stati Uniti, in California, e quest'anno ha tenuto il keynote della fiera, illustrando l'idea chiave, e cioè l'intelligenza artificiale, e mostrando la nuova gamma di prodotti della Nvidia per i quali stanno sgomitando per accaparrarseli i protagonisti dell'intelligenza artificiale, come Sam Altman, Bezos, Musk, Paul Allen, ma non solo. Questo segnerebbe anche un ritorno a casa in California, da Nvidia sede a Santa Clara, anche della produzione tecnologica strategica per la nuova rivoluzione industriale, dell'era quanticocene dopo l'antropocene.
Beffed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Beffed. Beffed, presso il parco commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua.